Salve a tutti, oggi siamo a Udine per parlare col presidente della BCC di Udine Lorenzo Sirk e col presidente di FrewClean Paolo Mansutti sui temi di attualità, in particolare la questione ovviamente finanziaria ed economica, ma anche la questione della pulizia, dell'igiene, che in queste settimane, in questi mesi hanno assunto un'importanza vitale per tutti noi. Presidente Sirk, la pandemia sta cambiando completamente il nostro modo di vivere e anche i sistemi economici. Alla BCC di Udine questi mesi come sono stati vissuti? Quali sono i vostri risultati, i vostri impegni? Sicuramente il periodo non è semplice per nessuno e anche chi eroga credito ha delle difficoltà a cui deve fare fronte. Noi fortunatamente continuiamo con grande anche soddisfazione a assistere tutte le aziende, tutte le famiglie del nostro territorio anche in questo momento, e direi soprattutto in questo momento. Tante sono le esigenze delle aziende, delle famiglie, e a queste esigenze noi diamo assolutamente delle risposte, sia utilizzando gli strumenti normativi che sono stati messi a fuoco dal governo, quindi tutto il sistema delle moratorie, del credito che discende dalle misure Covid, ma sia anche con delle operazioni ad hoc per situazioni particolari. Riusciamo a fare questo attraverso il grande impegno di tutto il nostro personale, dei nostri colleghi e collaboratori che svolge la propria attività anche con un grande spirito di servizio, perché sappiamo tutti che non è facile venire al lavoro continuativamente in questi giorni, in queste settimane, ma fortunatamente noi continuiamo a dare il massimo anche di vicinanza anche proprio concreta ai nostri clienti e ai nostri soci. I numeri della banca continuano a essere molto buoni e quest'anno si consolida quello che è un percorso della banca iniziato molti anni fa, che ci ha portato ad amministrare masse per 1 miliardo di euro complessivamente, che è un numero molto, molto significativo. Sicuramente il vostro focus è anche sul sociale, sull'attenzione a determinati tipi di impieghi, a determinati tipi di attività che si svolgono forse a livello sostenibile, a livello sportivo, a livello sociale. Ecco, in questo caso come si comporta la banca, cosa sta facendo, che attenzioni sta dando al territorio? Le attenzioni da dare al territorio sono in questo momento ancora maggiori, chiaramente, perché in un momento di difficoltà economica diffusa è molto difficile che le associazioni, gli enti che lavorano nella beneficenza riescano ad avere autonomamente quelle risorse che servono per garantire la continuazione della propria attività. E qui entrano in gioco anche le banche di credito cooperativo, in particolare la nostra BCC, con riferimento alle iniziative che nascono nel nostro territorio, che noi conosciamo da tempo, cerchiamo di essere ancora più vicini per cercare di aiutare a superare questo momento anche in maniera straordinaria. Oltre a questo abbiamo destinato delle risorse sia per i reparti sanitari della nostra regione, abbiamo fatto un'importante donazione per l'acquisto adesso di 2 autoambulanze per la Croce Rossa, e quindi cerchiamo di dedicare delle risorse a iniziative che in questo momento sono chiaramente necessarie e che devono essere oggetto dell'aiuto da parte di tutti, e quindi non manca sicuramente il nostro. Presidente Mansutti, oggi siamo qui a Udine presso la sede di FrewClean. Credo che sia interessante per tutti quanti sapere che cosa fate e in particolare qual è il percorso di questi mesi, che sono stati sicuramente difficili per tutti e forse anche per la vostra cooperativa. Sì, FrewClean è una società cooperativa che ormai opera sul mercato da 35 anni e abbiamo iniziato la nostra attività proprio nel campo delle pulizie, iniziando ad assumere appalti che all'epoca le attività venivano esternalizzate da parte di enti pubblici e anche di aziende private. Ormai siamo diventati esperti del settore, partecipiamo a bandi pubblici nel campo delle pulizie civili e sanitarie e industriali anche per le aziende private. Ovviamente in questo periodo l'attività è diventata molto importante perché ovviamente la sanificazione è un'attività indispensabile e necessaria in tutti i settori, privati e sanitari in particolare, e aziende in generale. Operiamo sia per prevenire, quindi si interviene
per permettere la sanificazione alla fine dell'attività di lavoro presso le aziende, presso i committenti pubblici o privati, e interveniamo anche quando ci sono situazioni di contagio dove è indispensabile e necessaria, anche per ordine dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, intervenire a sanificare e ripristinare le condizioni per eliminare il virus dal posto di lavoro. In questo periodo emerge la necessità di questo servizio eseguito con professionalità, quindi anche una valorizzazione del nostro personale che fa un intervento per garantire anche la salute di chi è a lavorare sui diversi posti di lavoro dove prestiamo il nostro servizio. Servono anche attrezzature nuove, macchinari nuovi, nuovi investimenti, un nuovo modo di operare per risolvere questi problemi che si verificano nella quotidianità di tutti noi. La sanificazione è un'attività anche regolamentata da un decreto ministeriale, quindi bisogna essere iscritti alla Camera di Commercio, avere le competenze per eseguirla, non ci si può improvvisare. E ovviamente bisogna avere degli strumenti anche per farla a regola d'arte, diciamo così. Quindi per poter fare un intervento efficace noi ci siamo dotati anche di strumenti che al termine dell'operazione di sanificazione manuale che è necessaria come primo intervento si interviene anche con delle macchine nebulizzatrici che garantiscono la diffusione del prodotto sanificante in tutta la superficie dei locali oggetto di questo intervento, permettendo la sicura sanificazione. Ci siamo dotati di macchine sia per fare uffici piccoli, sia per fare anche grandi superfici come magazzini, dove noi tra l'altro operiamo con altre attività, in modo che così sia garantita la possibilità di sanificare anche queste grandi superfici e permettere di lavorare in condizioni di sicurezza. Ovviamente per il sostegno delle nostre attività è indispensabile l'aiuto degli istituti di credito, quindi è importante per noi, per lo sviluppo della nostra attività, avere l'assistenza degli istituti di credito e ovviamente se gli istituti di credito sono affini alla nostra attività, come appunto sono le banche di credito cooperativo, è chiaro che si trova sintonia perché alla fine gli obiettivi sono comuni, quelli di sostenere realtà locali che vogliono svilupparsi e quindi permettere lo sviluppo, quindi finanziando l'attività, sostenendole con finanziamenti che possono essere dagli anticipi fatture al sostegno agli investimenti necessari.